Buongiorno notizia. 8:47 ancora la cronaca in primo piano con una notizia giunta poc'anzi in redazione. Continua l'attività dei carabinieri del NAS di Catania contro l'abusivismo sanitario nel settore odontoiatrico. Questa volta sotto la lente di ingrandimento è finito un giovane odontotecnico il quale ha pensato bene di dedicarsi oltre alla normale costruzione delle protesi anche alla cura dei denti. I militari, nel corso di servizi di controllo nella zona della Cese, avevano notato un flusso ingiustificato di persone all'interno di quello che doveva costituire invece un normale laboratorio odontotecnico, ma che poi si è rivelato essere un vero e proprio studio dentistico dotato di apparecchiature costose e di nuova generazione. Al momento dell'intervento la sala d'attesa era piena di pazienti che attendevano di essere visitati senza la minima percezione di trovarsi in realtà al cospetto di un falso dentista e in un luogo che, pur avendone le sembianze, non era assolutamente uno studio odontoiatrico autorizzato. Nel falso studio dentistico sono stati posti i sigilli da parte dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità, che hanno sequestrato anche tutti i locali. Il falso medico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania, che ha convalidato il sequestro del locale odontoiatrico per il reato di esercizio abusivo della professione.